Prosegue la riduzione del divario di genere all'Università di Udine. Come informa l'Ateneo, a seguito del sesto bilancio di genere, basato su dati del 2024 confrontati con quelli del 2019, si conferma un generale e costante miglioramento nei diversi ruoli: studenti, ricercatori, docenti, personale. Le docenti risultano avere una maggiore probabilità, rispetto alla media nazionale, di diventare professoresse ordinarie, il massimo livello della carriera accademica, ed è in aumento la presenza femminile negli organi di governo dell'Ateneo, con una percentuale salita dal 33 al 35,9%. La componente femminile prevale fra gli studenti, 53,2%, il personale, 69,1%, e nelle scuole di specializzazione, 60,5%. Approfondendo lo sguardo sulla comunità studentesca, rispetto al 2019 la presenza maschile si è particolarmente ridotta nell'ambito della sanità, scendendo dal 42,8 al 23,4%. Le studentesse scelgono prevalentemente studi umanistici o di area sanitaria, ma c'è un aumento significativo anche nelle iscrizioni a corsi tradizionalmente maschili, come quelli degli ambiti delle scienze naturali, della matematica e della statistica, con un complessivo 52,6% rispetto al 48,1% del 2019, e anche a quelli di ambito ingegneristico, con un 27,2% rispetto al 20% del 2019. Aumentano le quote delle professoresse, le ordinarie sono salite al 27,2% e le associate al 35,8%.